Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Allo stadio Tombolato va in scena la 25esima giornata della Serie B-Win con il Cittadella che riceve la capolista Siena. I bianconeri di Antonio Conte, imbattuti nel 2011, continuano il loro duello a distanza con Atalanta e Novara per la promozione diretta. I Granata di Foscarini, impegnati ad allontanarsi dalla zona play-out, sono invece reduci da 3 pareggi consecutivi e non vincono da oltre 2 mesi. Solito modulo 4-2-4 per il Siena di Conte, con Brienza e Sesto a spingere sulle fasce, in avanti Mastronunzio e Calaiò. Nel Cittadella in panchina il difensore Melucci, appena arrivato dal Grosseto, Punte, Nassi e Piovaccari. Calcio d'inizio per il Cittadella agli ordini dell'arbitro. Massa di Imperia al 5° minuto. Bellazzini ci prova di sinistro dal limite dell'area, la parata comoda da parte di Ferdinando Coppola, già in piedi Foscarini. Al 6° la risposta del Siena, destro largo da parte di Marrone, primo piano per il centrocampista arrivato in prestito dalla Juventus. 9° minuto, c'è questa ancata di Sesto nei confronti di Bellazzini, sembra qualcosa di innocuo, in realtà l'esterno di casa rimane a terra dolorante. Prova a rialzarsi il numero 16 del Cittadella, rimarrà in campo 5 minuti, ma poi, vinto dal dolore, dovrà uscire dentro job. Addirittura Bellazzini costretto a farsi trasportare in barella. Attenzione al colpo di testa di Calaiò, la palla è in rete, ma l'arbitro Massa annulla per una posizione irregolare di Emanuele Calaiò in piedi punti, un po' perplesso. Rivediamo la parabola di Del Grosso, stacca Calaiò, evidentemente partendo in posizione irregolare. Non c'è assolutamente fallo su Villanova. 3 minuti di recupero alla fine del primo tempo. Attenzione, Nocentini per Piovaccari, Nassi arriva di sinistro, palla deviata in calcio d'angolo. L'ultimo brivido di un primo tempo comunque noioso. Inizia la ripresa con il Siena che sembra decisamente più convinto. Da Calaiò a Mastronunzio, da buonissima posizione, sinistro da dimenticare da parte della Vipera, Salvatore Mastronunzio, che qui non riesce a mordere la difesa del Cittadella. Ancora Siena con Calaiò che di sinistro cerca il palo lontano. Villanova proteso in tuffo, palla a lato Carobbio in verticale per Mastronunzio, il duello con Nocentini. Mastronunzio il sinistro, il palo, occasionissima per il Siena. Siamo al 12° della ripresa, il duello tutto di fisico tra Mastronunzio e Nocentini, e poi il legno a negare alla Vipera la soddisfazione del gol. Problemi muscolari per Marrone, dentro Vergassola nel Siena, nella Cittadella fuori Nassi e dentro Perna, cambio in avanti per Foscarini. 25°, il rilancio lunghissimo da parte di Villanova, il buco di Terzi, Piovaccari si invola, Coppola fuori dall'area di testa, poi Del Grosso, la palla resta lì. Attenzione a Dall'Abona, il pallonetto, Perna di testa con il pallone che va vicinissimo al palo, e Coppola impegnato a ritornare precipitosamente tra i propri pari. Vuole vincere Antonio Conte, vuole forze fresche in avanti, dentro Reginaldo e Camatà al posto di Sestu e Calaiò. Anticipato Mastronunzio, Camatà sinistro alto da buona posizione, poco feeling con il gol da parte dell'ex barese. Il 90°, Camatà all'indietro per Reginaldo, il miracolo di Villanova in calcio d'angolo. Super parata dell'estremo difensore del Cittadella. Rivediamo dal basso destro a colpo sicuro di Reginaldo, e miracolo di Villanova che inchioda la partita del Tombolato sullo 0-0 tra Cittadella e Siena. I toscani perdono il primato a vantaggio dell'Atalanta e vengono anche raggiunti dal Novara.